Si è svolta stamani ad Agrigento al Palazzo dei Filippini una conferenza stampa che ha avuto per oggetto la campagna referendaria sull'eutanasia. Il comitato organizzatore presente era rappresentato dalla dottoressa Bruna Amel, dagli avvocati Roberta Contrino, Claudia Vene ed Eleonora Cacciatore, l'associazione Volte, il consigliere comunale Roberta Zicari. Hanno spiegato le modalità organizzative della campagna e il quesito referendario posto. Oggi ci troviamo qui per spiegare le ragioni della campagna referendaria. È necessario raccogliere 500.000 firme per poter indire il referendum abrogativo. Questo referendum va ad intervenire sull'articolo 579 del Codice Penale per abrogarlo parzialmente, di modo da lasciare inalterate tutele per minorenni o incapaci di intendere di volere, ma andare a dare a chiunque abbia espresso un consenso libero e spontaneo la possibilità di accedere all'eutanasia. Questa depenalizzazione si inserisce in un quadro normativo che è lacunoso, come dichiarato dalla stessa Corte Costituzionale ormai quasi 2 anni fa, in occasione della vicenda giudiziaria Cappato DJ Fabbo. Il Parlamento non è ancora riuscito a rendere operativo questa sentenza, che in ogni caso non tutelerebbe tutte le categorie di pazienti, perché per esempio lascerebbe inalterata la situazione di pazienti che non sono attaccati a sostegni vitali, come per esempio malati terminali di cancro. Quindi è estremamente importante raccogliere queste firme in modo da poter anche semplicemente andare ad esprimere il proprio consenso per l'introduzione di questo istituto. E a questo proposito noi abbiamo organizzato dei banchetti che si terranno già questo weekend a Piazzale Gias a Leone dalle ore 19 alle ore 23, e sarà possibile trovarci anche il 24 e il 25 nella stessa sede, sempre dalle ore 19 alle ore 23. Domani sera ci sarà un evento al Museo Mete dove sarà possibile firmare grazie alla presenza dell'avvocato Venia che autenticherà le firme. A Siculiana, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Impastato a partire dalle ore 21:30. Infine, per quanto riguarda il mese di luglio, perché poi ad agosto saranno annunciate nuove iniziative, ci sarà un banchetto sempre a Piazzale Gia, però a partire dalle ore 10, e sarà presente anche Marco Cappato, promotore della campagna e tesoriere dell'associazione, che terrà una conferenza stampa per presentare le ragioni della campagna e che ci assisterà durante l'autentica delle firme di quanti vorranno unirsi. Ovviamente mi appello a quanti vogliano dare una mano all'iniziativa, perché è essenziale avere autenticatori e volontari un numero congruo per poter aprire il maggior numero di banchetti nella provincia e poter raccogliere il maggior numero di firme, ed è ovviamente possibile anche firmare nei comuni che abbiano ricevuto i moduli. È possibile informarsi sul sito. È il sito della campagna, quindi si chiama Referendum Eutanasia Legale, e c'è una sezione che è individuata come dove firmare, dove è possibile verificare che nel comune effettivamente siano presenti dei banchetti o siano presenti i moduli effettivamente al comune per andare a depositare la propria firma durante gli appositi orari di ricevimento. Io questa volta autenticherò nella qualità di consigliere e di avvocato le firme. Sono molto entusiasta di questo coinvolgimento, avete visto al tavolo, sono molto giovani i referenti, tanto delle associazioni coinvolte, ed è un bellissimo segnale per questa città. Sposo la causa referendaria perché secondo me sui diritti civili è importante che ogni cittadino italiano abbia diritto di parola. Firmando il quesito, quindi riuscendo ad arrivare all'obiettivo di 500.000 firme, si chiede al Parlamento di occuparsi di questa materia, ma è uno strumento di democrazia diretta. Grazie a una firma ogni cittadino italiano viene proprio personalmente interpellato. Per questo, non entrando nel campo delle scelte individuali, perché ognuno rimane libero di scegliere per sé, quindi di autodeterminarsi, si dà semplicemente la possibilità a chi ha un orientamento insomma un po' più liberato, necessità di poter scegliere insomma per se stesso senza nulla togliere agli altri, quindi sì, mi trovano al loro fianco per garantire le libertà individuali. Eutanasia, già il termine ci rimanda dal greco a dolce morte. Eutanatos vuol dire questo, vuol dire che la persona che è in condizioni di sofferenza atroci ed irreversibili a un certo punto chiede di essere liberata dal peso della sua vita. È un qualcosa che in questo momento non è
ammesso in Italia, perché invece negli altri paesi europei a cui noi dovremmo adeguarci è ammessa soprattutto a seguito, mi sono informata insomma leggendo, di un'indagine sui casi di eutanasia clandestina, che sono ai noi molto diffusi, ma eutanasia clandestina vuol dire che la persona viene ad essere sottoposta a ulteriore sofferenza, perché si tratta di staccare l'alimentazione, si tratta di appunto sospendere un sostentamento vitale. Invece qua significherebbe aiutare le persone appunto a porre fine alle loro sofferenze, evitando di andare in Svizzera o evitando di rimettere tutto alla clandestinità.